sentisse da Silvio e Grifoni ancora ci vogliono le palanche. Per quel locale lì? No. E a proposito ci vogliono le palanche, che gli altri ne criticano che siamo spilorci, aveva giù un po' di questa. Dunque in via Garibaldi, fra i belli palazzi che abbiamo la nostra via Garibaldi, al Palazzo Gianco che è un quadro che appartiene a quella galleria del Palazzo Bianco, no? che è un dipinto, una figura Giuseppe venduto dai fratelli di Giovanni Andrea de Ferrari, uno dei nostri maestri del Seicento. Nell'interpretare la scena biblica, il pittore ha innegabilmente trasferito sulla tela l'atmosfera tipica di una transazione commerciale. E trattandosi di questo, anche le monete che vengono contate sul tavolo, prezzo dell'affare, e trattandosi d'affare, queste monete che sono state contate sul tavolo, prezzo dell'affare, sono zeneigi, sono genovesi, o a digumi ne paragona, che va bene che siamo spilorci, ma che n'aggia adreitura da pensare che saggiamo da vendere i nostri fre. Va bene, tu mi dici, Angelo, ghiani in use, anche se ne invendi, me ne arresto anche un 10. Ma sì, ma poi non è mica detto che sono spilorci, se guardano a te non credo che siano spilorci, perché tu sei una persona molto basta pensare che la scaletta me la fai sui biglietti dell'autobus e non è spilorciaggine, insomma, dai. te vive a Sena, ci vogliono le palanche, lo dice anche Silvio e Grifoni.